sta nel triangolo delle Bermude.
No, tranquilli. Come detto, avevamo la convocazione alle 10:30, la Commissione sta lavorando e quindi sospendiamo fino alle 11. Grazie.
Buongiorno, se prendete posto. Buongiorno a tutti. Intanto scusate un minimo di ritardo, ma dettato da un lato per il lavoro della Commissione, ringrazio il Presidente Stefani che è qui, per favore, e dall'altro voglio ricordare che nel frattempo con il consigliere Trevisi e il segretario abbiamo incontrato la signora Teresa, la signora di Verona, che ha avuto gli unici suoi 2 figli a 26 e a 36 anni, tutti e 2 morti in servizio, sparati da poliziotti, quindi la signora è rimasta sola e quindi perdonate il ritardo, ma era giusto e corretto rendere omaggio a quello che è accaduto. 26 anni e 36 anni i figli, è rimasta sola. È una brutta storia. Allora, per organizzarci darei un attimo la parola al Presidente Tomaello, ci dà un aggiornamento sugli emendamenti così ce l'abbiamo di prima mano. Prego. Sì, grazie Presidente. Giusto per aggiornare anche tutti i consiglieri, avevamo convocato questa mattina la prima commissione per esaminare gli emendamenti, i 121 emendamenti al collegato. Siccome sono stati presentati altri emendamenti di varie formazioni politiche, gli uffici li stanno terminando di esaminare, sono stati iscritti proprio nelle ultime ore, gli uffici li stanno terminando di esaminare, quindi abbiamo concordato che la prima commissione è convocata tra circa un quarto d'ora, cioè alle 11:45, facciamo l'esame degli emendamenti e poi riprendiamo il Consiglio con tutti gli emendamenti, quindi questo è un po' il calendario della giornata che ci siamo dati. Grazie. Grazie Presidente. Il Presidente Stefani chiede di intervenire, prego. Grazie Presidente, colleghi. Siamo addirittura d'arrivo per la votazione del bilancio. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare tutti i consiglieri per la collaborazione, per l'impegno, per le iniziative che sono state proposte in sede di Commissione e poi in Aula. Ho visto alcuni emendamenti, tra l'altro molto interessanti, che aiuteranno a migliorare il bilancio di previsione. Io interverrò velocemente per ricordare alcune cifre che investiremo grazie a questo documento previsionale che parte da un investimento sulla sanità territoriale. Destiniamo oltre 12 milioni per le medicine di gruppo integrate, per la medicina territoriale, 4 milioni e mezzo per il raddoppio dell'entità delle borse di specializzazione, di specialità per i giovani medici di medicina generale, un forte intervento anche in materia di sociale per quanto riguarda i carichi assistenziali, caregiver e soggetti anziani in RSA. So che ci sono anche alcuni emendamenti sul punto che poi quest'Aula potrebbe prendere in considerazione. 18 milioni di euro che investiamo sul diritto allo studio e l'inclusione scolastica, anche per ovviamente il pagamento delle borse di studio per gli idonei non beneficiari, un'attenzione importante che destiniamo anche alle politiche di area vasta e alle politiche locali, continuando un percorso peraltro già fatto negli anni della Regione del Veneto, incentivando anche le politiche di area vasta, il consorzio di funzioni tra comuni e le fusioni dei comuni. Oltre 9 milioni che investiamo sulla lotta al dissesto idrogeologico, che si sommano ai 28 milioni di fondi comunitari già investiti. Nella stessa situazione avevamo investito anche 50 milioni per il piano casa, che sarà oggetto di futuri interventi anche dal punto di vista legislativo. 12 milioni che destiniamo per la progettazione di infrastrutture, tema tra l'altro molto importante che riguarda e riguarderà diverse province del nostro territorio. Oltre a questo non dobbiamo dimenticare che il bilancio va integrato ovviamente con lo sviluppo dei fondi comunitari. Ci sono alcune materie che sono precipuamente legate all'investimento di fondi comunitari, penso alla materia del settore primario, al settore legato al lavoro, alla formazione, allo sviluppo
economico. Nel biennio 2025-2026, per quanto riguarda lo sviluppo economico, abbiamo destinato 10 milioni di euro ai distretti, 17 per le start-up innovative, 6 milioni per l'occupazione femminile, 31 per l'efficientamento energetico, oltre a grandi investimenti in materia di formazione, 109 per le scuole di formazione professionale, 26 per gli ITS Academy, che sono una realtà che sta crescendo molto bene qui nel nostro territorio, oltre 700 milioni di fondi comunitari che sono stati spesi poi anche per quanto riguarda il settore, che saranno spesi, ovviamente parliamo del biennio e dei prossimi anni e anche del settennato, su cui si investirà molto sul settore primario, settore agricolo, 172 delle quali destinate all'ammodernamento delle strutture agricole, 12,8 milioni che sono stati destinati per il primo insediamento di 321 agricoltori, giovani agricoltori. Le associazioni di categoria su questo ci hanno richiesto anche ovviamente di continuare a finanziare il bando primo insediamento, cosa sicuramente importante per dimostrare anche che questo è un settore che guarda avanti, guarda ai giovani. 255 per pratiche sostenibili, 28 per politiche forestali. Ovviamente sto enunciando le questioni principali. Su questo, oltre al tema del lavoro, della formazione professionale e ovviamente dei territori, l'importanza della montagna con la clausola di salvaguardia per i 30 milioni per la sanità di montagna, fondamentale anche per garantire i servizi in aree particolari. Su questo e sulle aree periferiche del nostro territorio è importante, secondo me, cominciare a sviluppare anche iniziative legislative che tengano conto di questi territori, di particolari condizioni geografiche e di particolari situazioni di necessità di alcuni territori. Ovviamente riguarda più province, non riguarda una sola provincia e è necessario dal mio punto di vista fare un ragionamento anche dal punto di vista legislativo. Ho visto qualche proposta di legge in materia che dal mio punto di vista è molto interessante. 5 milioni destinati alla digitalizzazione e all'innovazione e ovviamente anche la necessità di riuscire a mettere sul tavolo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche investimenti importanti per quanto riguarda i giovani. Su questo ci sono degli emendamenti che sono stati presentati, anch'io ne ho presentato uno insieme ad alcuni consiglieri che poi magari illustreremo, ma penso sia uno di quei temi su cui sia necessario fare una forte sinergia interistituzionale. Non c'è solo la Regione, ci sono anche le università, ci sono anche le fondazioni, c'è anche il mondo imprenditoriale, c'è anche il mondo delle associazioni di categoria che devono fare squadra per affrontare un tema importante e fondamentale per il nostro territorio. E quindi mettere insieme le energie, mettere insieme anche le risorse sarà fondamentale per vincere questa sfida e trovare le giuste strategie. E quindi su questo tema c'è stata una condivisione bipartisan, come già annunciato da alcuni giornali, visto che l'emendamento l'ho firmato insieme al collega Giovanni Manildo, ma credo sia fondamentale che quest'Aula sappia trovare queste soluzioni e credo che su questi temi creare squadra non significhi allontanare l'elettorato, significhi invece piuttosto avvicinare gli elettori agli eletti, significa anche migliorare la fiducia che i cittadini hanno nei confronti della politica, perché se su questi temi si riesce a fare squadra, sono convinto che i veneti, da persone concrete, daranno fiducia al di là poi delle questioni di partito, ma in generale alla classe politica. E così come per quanto riguarda le aree di montagna, così come per quanto riguarda i giovani, ci sono tanti altri temi che riguardano strategicamente questo territorio. E l'ipotesi di avere una struttura all'interno del Consiglio regionale di dialogo, di confronto costituente, è stata proposta da alcuni consiglieri di quest'Aula, può essere sicuramente utile se sarà usata non ovviamente per attaccare proposte o riforme, ma per proporre soluzioni. È chiaro che poi non sempre si troverà la quadra e magari non sarà sempre facile trovarla,
ma ci sono dei temi strategici su cui questo Consiglio regionale deve sentire la responsabilità di trovare delle soluzioni. Le ho citati anche durante il mio ultimo intervento: la riforma delle IPAB, la riforma, la capacità di questo Consiglio regionale di guardare anche alle nuove generazioni, il tema delle aree di montagna e delle aree periferiche, la necessità per questo territorio anche e soprattutto di guardare al futuro della sanità territoriale. Su questo e tanti altri temi penso che trovare delle formule di condivisione sia non solo significativo, ma sia fondamentale per il futuro del nostro territorio. Oltre a tutto questo, credo sia anche utile ringraziare tutti i consiglieri del lavoro fatto, del lavoro che si farà anche nelle prossime ore per il completamento di questa fase di bilancio, che ci permette di approvare un bilancio in tempi rapidi e soprattutto di farlo con anticipo rispetto alle previsioni. Su questo ci sono alcune proposte che ci permetteranno anche di migliorare e che ci permettono anche di affrontare delle sfide contingenti. Penso al tema del caro carburanti per le associazioni di volontariato, tanto proposto nei giorni scorsi, il tema del co-housing intergenerazionale, la necessità ovviamente di affrontare anche alcune sfide di ammodernamento delle residenze sociali per anziani, nelle quali, prima dimenticavo, abbiamo destinato anche 3 milioni di euro per l'edilizia residenziale, per l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati all'interno delle strutture residenziali per anziani, e quindi ho trovato un bilancio ben strutturato. Di questo ringrazio l'assessore Calzavara, ringrazio l'assessore Giacinti per il lavoro enorme che è stato fatto in questi giorni. Adesso che sta per finire il bilancio bisogna già mettersi a lavoro per il prossimo. Buon lavoro e quindi grazie ovviamente a tutti i consiglieri e soprattutto sono convinto che le prossime ore saranno ore importanti per riuscire a migliorare, ad approvare emendamenti migliorativi al bilancio di previsione. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Presidente. Allora, io do apertura del Consiglio con il punto 5, vi ricordo il disegno di legge relativo al collegato alla legge di stabilità regionale 2026, progetto di legge numero 43. La relazione della prima commissione consigliare la diamo ovviamente per assodata. Ricordo il relatore, il Presidente Tommello, e il correlatore, il consigliere Galeano. Ricordo sempre la durata dei tempi, che sono 30 ore per la discussione, e come è stato concordato e confermato dalla conferenza dei Presidenti che si è tenuta ieri sera, le relazioni e le discussioni generali si intendono già effettuate. Pertanto, sulla base degli emendamenti già presentati e di quelli che ora vi annuncio e ve li annuncio subito, sono stati presentati, se non sbaglio, dal correlatore, il consigliere Galeano, il 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, fino insomma al 145. Diamo un'altra mezz'ora per gli eventuali subemendamenti. Gli altri emendamenti sono già agli atti, quindi bisogna passare la parola alla Commissione. Prego, Presidente. Sì, come anticipato in apertura del Consiglio, chiedo quindi la possibilità di sospendere un attimo il Consiglio per convocare la prima Commissione ed esaminare questi emendamenti appena presentati. Grazie. Prego. Allora, non abbiamo, consigliere Montanariello, mi sembra di aver capito, non abbiamo emendamenti lavorabili, quindi mezz'ora, facciamo che sia mezz'ora, quindi vuol dire mezzogiorno e un quarto qui. Farei un'altra proposta. Ieri abbiamo detto fino alle 9, 10 di questa sera. Scusate, eviterei di fare la pausa. La ristorazione e il bar sono aperti, andiamo avanti ad oltranza in modo tale che anche quell'ora e mezza che perdiamo con la pausa la recuperiamo qui, eventualmente invece di chiudere alle 10 chiudiamo alle 9, cioè questa è l'idea. Prego, consigliere Ostanello al microfono.
Sull'ordine dei lavori, l'ora di chiusura del Consiglio dipende dal dibattito del Consiglio, quindi se non vogliamo fare la pausa pranzo per me va bene, però dare un'ora di chiusura in questo momento non è possibile. Guardi, consigliere, non è che io mi invento gli orari. Ieri sera abbiamo fatto una capigruppo e si è fatto un programma dei lavori stabilendo che l'orario era... Consigliere Cunegato, l'abbiamo discusso ieri sera, era alle ore 10 con una pausa intermedia per eventuale, diciamo, cena e poi ripresa domani mattina. Quindi per carità il Consiglio è sempre sovrano, se vuole stare qui può restare qui, però è altrettanto vero che la conferenza di capigruppo ha già deciso. Grazie. L'orario quindi per la Commissione mezz'ora. Noi facciamo alle 12:20, dovete essere qui. Grazie.
Io andrei su a vedere appunto se è la prima commissione prima di scusate perché forse devi fare un rinvio Rinvio di che? della seduta se quelli non sono pronti. Hanno detto che sono pronti. Sono pronti? Ma bisogna che vengano qui. Allora vediamo un attimo. C'è da firmare verbale e la delibera. Vi anticipo già che chiedono fino all'1:30, per cui se avete altro da fare. Ancora ulteriori tempi, quindi riconvochiamo la seduta all'1:30, 13:30. 1 p.m. all'1 della tarde.
Allora, sentita la Commissione prima, l'Assemblea si riunisce nuovamente alle 14.